Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna per questa giornata dell'Epifania. 6 gennaio 2023, la giornata incentrata sul Gran Premio della Vittoria. Si comincia con una prova per i puledri. In 6 al via, vincitori da 2 a 10.000 euro nella carriera. 1 Edward, 2 Esotica Sì, 3 Eclatante Se, 4 Emerson Griff, 5 Eleomeda Jet, 6 Eraldo Jet. Problemi per Eleomeda Jet che rifiuta l'allineamento, perde numerosi metri, lascia lì ogni chance, mentre c'è il galoppo anche di Eclatante Se. E questi due sono fuori corsa e Eraldo Jet va subito a condurre. Il favorito è al comando nei confronti di Esotica Sì, poi in terza posizione Emerson Griff, in quarta c'è Edward. Battistrada si distende lungo la prima curva, guadagna margine nei confronti degli inseguitori che sono capeggiati da Esotica Sì. In terza posizione Emerson Griff a precedere Edward. C'è stato un 15-1 per il lancio iniziale, frazione comoda. Numero 3, per il Eclatante Se, squalificato. I 400 metri se ne vanno in 37. Eraldo Jet isolato in avanti con 20 metri nei confronti di Esotica Sì. In terza posizione c'è Emerson Griff, mentre dopo lo svarione dietro l'autostart Eleomeda Jet si è messa sulle gambe, ha recuperato il gruppo e si avventura di fuori, ma ritorna a sbagliare. I 600 se ne vanno con una frazione in 16 per Eraldo Jet, che conduce Numero 5, liberamente. Eleomeda Jet, squalificato. Esotica Sì, sempre in seconda posizione, 1 e 2 per la metà gara. Terzo allo steccato è sempre Emerson Griff a precedere Edward. Lungo la curva di destra non cambia nulla se non che Esotica Sì prova a rifarsi sotto su Eraldo Jet, che sta comunque andando di tutto comodo. 1.17.4 il primo chilometro. Eraldo Jet ed Esotica Sì ora fanno coppia al comando. Emerson Griff un paio di lunghezze più indietro prova a ricucire il gap, quindi Edward. A 400 metri dalla conclusione Eraldo Jet spara un 14,9 sulla retta opposta alle tribune per tenere a debita distanza Esotica Sì ed Emerson Griff. Edward che sposta su quest'ultimo per andare in caccia di un miglior piazzamento. Eraldo Jet in vantaggio nei confronti di Esotica Sì all'ingresso della retta d'arrivo, con il figlio di Donato Hanover che si distende all'ingresso in retta. Eraldo Jet che guadagna nei confronti di Esotica Sì, poi Edward, mentre finisce rallentato Emerson Griff. Il successo facile di Eraldo Jet, il secondo consecutivo, 1,16 ragguaglio cronometrico, 29,9 a chiudere in scioltezza per il figlio di Donato Hanover della campionessa Smeralda Jet. Percorso di testa facilissimo per Alessandro Gocciadoro, che allena e guida per la scuderia Regina Horses. Il successo del numero 6 ad aprire il pomeriggio dall'Arcoveggio, Eraldo Jet.